Bentornati a questo spazio approfondimento del telegiornale di Sardegna 1. Oggi parliamo di un libro ma che ci aprirà sicuramente nuovi fronti. Lo facciamo con l'autore Marcello Polastri, che è il presidente e fondatore di Sardegna Sotterranea. Grazie di aver accettato il nostro invito. Alla scoperta dell'eremo perduto, la tua ultima pubblicazione non è il primo libro, ne hai fatto anche altri, però tu sei un esperto, diciamo, del sottosuolo, non della superficie ma proprio sotto. Cosa racconta questa pubblicazione, questa nuova pubblicazione? Grazie a voi ovviamente per l'ospitalità e a quanti tra gli amici ci seguono. È un libro che nasce in modo romanzato in seguito ad una esplorazione fatta a Cagliari nel 2011, quindi diversi anni fa, e durante la quale ritrovammo nei pressi della vecchia clinica Resu degli ambienti molto importanti scavati nella roccia, e tra questi reperti materiali dei resti ossei dei cittadini cagliaritani, punto di domanda, deceduti durante la guerra 75 anni fa, oppure delle persone sepolte nel corso delle varie epoche storiche. Ecco, il libro ripercorre un po' anche la vita di alcune di queste persone, perché abbiamo rintracciato degli interessanti documenti d'archivio cagliaritani. Quindi un libro romanzato dove c'è una storia vera e propria di questa... Sì, c'è una storia vera e propria che è una storia verosimile, nel senso che tutto l'apparato storico della Cagliari Sotterranea di superficie, dal periodo fenicio-punico, romano, passando per i pisani, medioevo, alto medioevo, è vero, è quello. Però potevamo dire delle cose che potessero andare un poco scomode, e tu sai bene da giornalista, contro certi poteri forti, ad esempio di chi autorizzò parte di lavori che hanno occultato, in periodi in cui, va detto, non erano presenti delle leggi di tutela, comunque hanno distrutto e occultato parte di un ospedale di guerra, dove i cagliaritani sono andati a finire, poveretti, morti, ed altri sono stati salvati da degli angeli bianchi, le croce rossine che incontriamo in quest'opera. Senti, perché dal 2011 ad oggi ci sono voluti tanti anni per scriverlo? Forse stavi realizzando questa idea e l'hai potuta realizzare soltanto dopo qualche anno. Forse cosa ti mancavano? Certo, mancavano un po' di riferimenti, nel senso che in quegli ambienti sotterranei non sono mai stati fatti degli studi... certo, prego. Degli studi archivistici completi, e soprattutto in quel sito, la cosiddetta grotta di Sant'Ulemu o di San Guglielmo, secondo la tradizione del papà dell'archeologia sarda, che è un canonico ottocentesco, viene detto che lì vi si insediarono i vescovi nordafricani cacciati dal re dei Vandali Trasamondo, vale a dire la storia del cristianesimo dopo il paleocristiano del IV-V secolo d.C. Capirai l'importanza di questo sito. Era il romitario, il luogo dove venivano prodotte le culture materiali e immateriali dei cristiani che hanno creato molte chiese, prima addirittura di San Saturnino. Questa è storia vera. La parte romanzata è andiamo contro i centri di potere istituzionali, e quindi io ne ho avuto alcune certezze. Ho detto mandiamo il romanzo come pietrolina lanciata nello stagno, e speriamo, il desiderio del libro e dell'autore, che venga per davvero valorizzato quel sito, un luogo turisticamente importante ma anche storicamente e scientificamente prezioso. Oggi per te questo è diventato un lavoro ed è molto importante, soprattutto legato ai turisti, perché i turisti, sì, il mare, tutto quello che vogliamo, le cose già che conosciamo, però ci sono come dire, dei siti che non si conoscono. Io qualche anno fa ne ho scoperto uno, te ne parlavo, perché sono finito lì, non mi ricordo neanche, ma giornalisticamente avevo fatto questo. Ma che cosa si nasconde, ad esempio, sotto Cagliari, di cui si conosce ben poco? Anche questa è una bellissima domanda, in parte, consentimi, un poco provocatoria anche per alcune... Lasciamola segreta. No, va bene, rispondiamo subito. Per alcune istituzioni io ho avuto, diciamo, una gran fortuna che proprio una società ha creato di recente su di me proprio un gruppo di lavoro. Mi avvalgo di diversi collaboratori ed è un vero e proprio tour operators, essendo io poi diventato nel tempo una guida turistica che ha sostenuto degli esami. Cosa accade? Che stanco di bussare nelle
nelle porte delle istituzioni, ma anche di scrivere da giornalista, prima per la Nuova Sardegna, poi per l'Unione Sarda, contro questa istituzione, ha detto: ascolta, abbiamo dei ragazzi volontari, rimbocchiamoci le maniche e proviamo a valorizzare i siti. Ci è stato detto che il problema è la burocrazia, in realtà non è quella, è la mancanza di volontà. Io parlo molto al cuore e di pancia. Mancanza di volontà, e soprattutto le istituzioni temono le responsabilità di persone che andando sotto potrebbero restare incastrate. Abbiamo levato anche questo dubbio e quindi abbiamo creato con polizie assicurative quel che si può chiamare sicurezza sul lavoro, sull'escursione, sull'esplorazione. Per andare al cuore proprio della domanda, molti di questi siti, attraverso il nostro portale Sardegna Sotterranea, che è fatto da volontari, per correttezza non parlo di tour operator, il nome teniamolo anche segreto, non parlo di lavoro, però avvalendoci di gruppi organizzati, ci vuole proprio un tour operator, portiamo le persone in questi siti. Lo fate anche con i crocieristi o ancora? Ci stiamo proprio affacciando ai Perché molti passeggiano così sbandati nella città, dovrei dire anche così. È vero. Però insomma potrebbero scoprire una realtà diversa dalla città, a parte le bellezze che ci sono in superficie. Sì, però... questo è verissimo, cioè le persone, ma lo dicono recentissime fonti, l'anno scorso, sai, studi settoriali vengono fatti ogni 2 anni per le destinazioni turistiche, le persone cercano esperienze, buone esperienze di carattere culturale di chi ti accompagna, una guida che ti accompagna col cuore e con la testa nel farti vedere i siti che sono anche inediti, ad esempio i siti un po' più nascosti. Ecco perché, tornando all'oggetto del libro, ho detto faccio un romanzo, perché così dalla casalinga al cittadino, al grande imprenditore, all'addetto ai lavori, portiamo tutti in questa realtà apparentemente sotterranea stretta, ma che di fatto è la radice della nostra storia. Dalla preistoria l'uomo popolava e abitava a caverne. Però questo ha dato la possibilità come dire, di far emergere un altro sito molto importante, ci hai rammozzato sopra, ci hai cucito sopra una storia, e anche in questo modo si fa cultura, soprattutto perché magari qualcuno si annoia pensando soltanto al sito in se stesso. Senti, c'è un'altra curiosità, che c'è sotto Cagliari, sotto Piazza d'Armi a Cagliari? Perché so che c'è tanta acqua sotto Cagliari. Però, tra l'altro, se non sbaglio, tra poco quella zona dovrebbe essere riqualificata perché diciamo, le macchine stanno creando problemi, soprattutto i mezzi pesanti, perché in effetti c'è solo la crosta di Piazza d'Armi, sotto è completamente vuota. Io mi ricordo di queste immagini straordinarie, fiumi d'acqua bellissimi. Sì, sì, è vero, ci sono dei percorsi, Marco, molto molto interessanti sotto la Piazza d'Armi, sono principalmente delle cave nate in periodo, si racconta, romano, anche se la roccia poi parrebbe rivelare qualcosa di medievale. Da lì provenivano i blocchi, che è argomento del libro, dell'antico Monte Furcado. Il Monte Furcado è il Monte Biforcuto, che poi prenderà il nome di Ismerionis, i 2 monoliti di roccia dai quali era possibile, secondo lo scrittore Vittorio Angius, salire per Mirai, guardare il panorama circostante. Ebbene, quei 2 monoliti di roccia di Piazza d'Armi sono i pilastri residui di caverne. Quindi Piazza d'Armi è il pavimento di una grotta. Sotto quella grotta ci sono 3 livelli di cavità sotterranee. Una di queste è stata anche individuata dal professor Gaetano Ranieri. La grotta del Sustidio è molto interessante perché è stata anche cisterna d'acqua, ma la cavità, mi viene da ridere, di Piazza d'Armi si è alimentata di acque clorate, perse dalla rete idrica. La cisterna è stata trovata anche vicino al Massimo e hanno costruito lì erano molto belle le cisterne allineate nell'antico tratto di acquedotto romano che giungeva addirittura da Caputacquas, da Villa Massargia. Concludendo con Piazza d'Armi, senza volermene anche in quel caso i nostri amministratori, là secondo me è un vero peccato riempirla di brecciolino. È vero che la sicurezza va prima di tutto. Però ipotizzavamo in una soluzione diversa, con pilastri, controsoffitti, cioè creando una volta... Una gettata di calcestruzzo. No? Lì si ipotizza non proprio il calcestruzzo, ma il brecciolino, quindi pietre di cava e argille espanse. Il problema è che si dice, sì, ma tanto è reversibile, possiamo portare via anche queste pietre. In sardo si direbbe a babu morto, scusate il termine, cagliaritano. Comunque auspichiamo tutt'oggi un'altra soluzione, ma di fatto lì, sai cosa succede? Concludo, che l'uomo ha sempre prelevato il materiale dalla cavità sotterranea con ingordigia, non ha mai consolidato. Oggi stiamo pagando il peso di questo prendere, mai dare alla natura. Senti Marcello Polastri, tu avrai sicuramente un sogno nel cassetto,
dove vuoi andare a scovarlo? Cagliari o qualsiasi altro posto dell'isola? Dove ti attira? Qual è la località che ti attira, dove vorresti andare a visitare sotto, non diciamo sopra, sotto? Ma sai, non ci ho in tal senso mai pensato, perché preso da tanti impegni adesso di lavoro, da tante richieste. Però non c'è qualcosa che ti ha... C'è l'ultima che forse ci sta seguendo con molta attenzione, Guardingo, di un ragazzo, in questo caso cito di Solanas, che mi ha mandato le fotografie di alcuni reperti archeologici molto interessanti, per i quali poi noi avviseremo ovviamente le competenti sovrintendenze. C'è l'interesse, pensa un poco, della BBC, che l'11 di marzo verrà in Sardegna per poter realizzare delle riprese. Dovremo calarci sotto un nuraghe interrato per scoprire se questa tanto fantomatica storia, portata avanti con rispetto del collega giornalista Sergio Frauce, di quell'onda anomala dei fanghi sulla Sardegna, sia vera, verosimile. Insomma, andando dentro al nuraghe interrato con la tolosi intatta sottoterra, potremo scoprire se siano fanghi alluvionali oppure di fatto qualcos'altro. Quello mi intriga tanto. Chissà cosa c'è oltre questo sotto, perché ci sono delle stratificazioni incredibili. Sì, è pazzesco. Io ho visto Cracovia, al centro della città, cioè proprio dal punto di vista turistico, ci sono le stratificazioni proprio della città, e sono credo una ventina di metri, ma proprio pluristratificati, i periodi che leggi, il passaggio degli uomini, e soprattutto però in quel caso Cracovia, ma anche altre località, Dubrovnik ad esempio ha fatto qualcosa del genere, ben valorizzate per fortuna, e comunque diciamo per i turisti che amano. Su questo siamo un po' indietro. Purtroppo sì, purtroppo la cavalcheria è un nervo un po' da scoprire. Io sono per costruire, non per distruggere, per andare avanti e fare bene. Dovremmo essere bravi, non dico a copiare, non dico a imitare, ma comunque veramente a mettere a sistema anche quel modello turistico di altre città, che da sardi a volte siamo un po' molto orgogliosi. Certo. Abbiamo molto con umiltà. Certo. Alla scoperta dell'eremo perduto è l'ultimo libro, pubblicazione di Marcello Polastri, fondatore e presidente dell'associazione Sardegna Sotterranea. Grazie. Buon lavoro, grazie a voi. Anche a te e a tutti voi, grazie per averci seguito. Arrivederci.